il Mose non era attivo e Venezia con il fiato sospeso, inseguendo condizioni meteo in continuo peggioramento, con la massima alle 16,25 di 138 centimetri. L'acqua sta lentamente scendendo, ma restano aperti gli interrogativi se ci sia stato un cortocircuito di comunicazione tra gli enti responsabili, l'impossibilità di dar vita a reazioni tempestive o se l'errore sia stato di previsione. La spiegazione arriva da Cinzia Zincone, a capo del provveditorato alle opere pubbliche del Nord-Est, che ha chiarito: siamo in una fase sperimentale nella quale si alza quando c'è una previsione di 130 centimetri. L'allerta viene data 48 ore prima per permettere non solo di emettere le ordinanze per la navigazione, ma anche per convocare le squadre operative. Non si parla di azionare un bottone, insomma, perché l'operazione richiede molto anticipo e quindi con l'evolversi repentino della situazione non è più possibile correre ai ripari. Il sindaco Brugnaro ha seguito l'evolversi della situazione al centro Maree per poi recarsi a San Marco, e sul fronte caldo della politica arrivano commenti bipartisan dall'assessore Laura Besio, che chiede che i poteri di gestione della laguna restino in città e non a Roma, al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che ipotizza di prevedere che il Mose sia allertato tenendo maggiormente in conto dei margini di errore sulle previsioni.